Locale El Sipario sul 13° Festival internazionale I Bambini nel Mondo. A questa edizione hanno preso parte gruppi internazionali di Indonesia, Bulgaria, Corea e Lituania, insieme ai gruppi locali Gergent, Oratorio Donguanella, I Piccoli del Valdagragas, Fabaria Folk ed Erbessus. Soddisfatti gli organizzatori con in testa Giuseppe Moscato, presentatore della serata. Il bilancio è positivo per due aspetti: per il folklore, perché i bambini sono sempre bravi nonostante la loro giovane età, ma soprattutto per quelli che sono i valori che vogliono veicolare, ovvero quelli della pace, della fratellanza e della solidarietà. Secondo me uno dei momenti più belli di tutto il festival è la passeggiata della pace ai templi, quando dai piedi del Tempio della Concordia i bambini lanciano il loro messaggio di fratellanza. Non per niente, insomma, sono stati nominati ambasciatori di pace da parte dell'UNICEF. Per me è un onore. 13 anni fa il compianto Claudio Criscenzo mi ha chiamato a collaborare e da allora sono sempre qua. Sicuramente il festival ha arricchito il mio bagaglio non solo personale ma anche professionale. Ieri sera al Teatro Pirandello la doppia esibizione dei gruppi stranieri e quella di tutti i baby gruppi applauditi da un numeroso pubblico anch'esso giovanile. Erano infatti presenti giovani alunni provenienti da scuole di tutta la regione. Riconoscimenti sono andati a tutti i gruppi folk che hanno partecipato a questa edizione, ma il premio alla memoria di Claudio Criscenzo, ideatore della manifestazione, è stato vinto dall'Indonesia. Dovevamo continuare la tradizione, questa creazione di mio padre, di Giovanni Di Maida. Penso che il successo che abbiamo avuto nelle scuole, nelle strade, nelle vie cittadine e con i bambini è stato grande, quindi mi auguro che il prossimo anno possiamo andare ancora meglio. Sono stati 4 giorni di festa e i bambini del mondo, ambasciatori di pace, hanno portato il loro sorriso, i loro canti e balli con la spontaneità che li contraddistingue. Tra i momenti più caratteristici quello a centro storico, con i mini gruppi che hanno animato la zona con canti e balli, accolti a festa dagli abitanti del luogo e da tanta gente venuta anche da fuori per assistere alla manifestazione. Una giornata dedita allo scambio di tradizioni ed in cui gli abitanti del centro storico hanno fatto sentire il loro calore, offrendo anche prodotti della cucina tipica locale.